buon divertimento e chiudo. Ok. Grazie. Con il vicepresidente della nostra grandissima associazione Club Serenissima Auto Storico, alla prima esperienza del circuito di San Vendemiano. Mi sembra che sia andata bene. Cosa ne dice lei che ha girato anche con l'auto, ha seguito il percorso? Direi che questa prima esperienza è andata bene e io mi auguro che le prossime siano ancora migliori. E ho sentito anche tutti i concorrenti soddisfatti, complimenti anche agli organizzatori, anche al comune e a tutti gli organizzatori che ha dato una mano a questa, per l'esito favorevole di questo primo circuito di San Vendemiano, augurandoci per il futuro di ripeterlo. Primo circuito della città di San Vendemiano. Abbiamo pensato di fare questo primo circuito. Cosa le sembra, consigliere? La soddisfazione è tanta, davvero, è stata una bellissima giornata, vi facciamo i complimenti a nome mio personale ma a nome di tutta l'amministrazione comunale e di San Vendemiano, della comunità, per il vostro impegno, per il vostro lavoro che si è tradotto in una bellissima giornata con grande soddisfazione dei partecipanti, anche di quelli da fuori provincia che proprio a me e te hanno fatto i complimenti 5 minuti fa. E quindi al Club Serenissima Storico di Conegliano siamo molto felici che se vi siete trovati bene qui in questo comune e se avremo voglia di continuare anche a collaborare assieme attorno a una passione che è quella delle auto storiche che coinvolge tantissima gente e che quindi crea comunità. Qui al circuito di San Vendemiano, il primo circuito, e sono qui con Teresa Sacon che da parecchi anni fa parte del Club Serenissima Auto Storiche. E quando abbiamo detto a Teresa se era possibile fare un primo circuito qui a San Vendemiano, lei dice a casa mia, e allora abbiamo detto va bene, ti daremo del lavoro da fare. Sì, l'ho fatto volentieri. San Vendemiano è nel mio cuore perché sono nata, ci ho vissuto per 25 anni. Mi sembra che tutto sia andato bene, abbiamo avuto dei bei partecipanti,
speriamo di riuscire il prossimo anno ad essere ancora di più e riuscire anche a, diciamo, farci conoscere di più. Questo è l'augurio che io spero di riuscire a dare. Penso che sia l'augurio che tutti si fanno, anche l'amministrazione di San Vendemiano. Le cose sono andate bene e perciò dovrai impegnarti anche il prossimo anno. Potete contare su di me. Bella ripresa, Bene. Finito qui. Bella tirata dei calcolatori. E adesso 300 metri per tirare su un ponte. Non seguire la strada davanti a noi a sinistra e andare a destra per il ponte. 300 metri, Abbiamo recuperato il sbaglio. Che va, non di là, destra, là, di là lì, sì, non già con versi prossimo, sinistra, allora adesso fa a sinistra. Andrea Valdemarca, Presidente del Consiglio Comunale di San Vendemiano. L'idea è venuta fuori anche da te, hai chiesto se si poteva fare, perché tu sei il nostro socio del Club Serenissima, e partecipando al 21esimo circuito di Conegliano hai detto perché non lo facciamo anche a San Vendemiano e noi ti abbiamo accontentato. Sì Bruno, è nata proprio così l'idea, da un colloquio, da una serie di incontri fatti quasi per caso, di portare questa cosa a San Vendemiano. Con entusiasmo ho trovato un gruppo di persone valide che ci hanno aiutato e quindi abbiamo portato questa festa a San Vendemiano durante il periodo di magia d'inverno, una manifestazione che dura 4 mesi a San Vendemiano. Abbiamo colto l'occasione per integrare una giornata e mi sembra perfettamente riuscita, quindi ringrazio veramente il club del loro aiuto e di tutti i tanti volontari che oggi sono qua con noi ad aiutarci per questa bella giornata. Grazie Andrea, il prossimo anno doppio impegno. Allora. Certo, grazie a voi, vi aspettiamo sempre a San Vendemiano. Buongiorno a tutti, intanto porto i saluti di tutta l'amministrazione. Noi siamo felicissimi di questa iniziativa, è una novità per la magia d'inverno, questa giornata che vede quante macchine sono, un'ottantina di macchine mi sembra che sono arrivate. Più o meno. Ma il comune è sempre disponibile a queste novità, a queste buonissime iniziative, insomma noi ci siamo, se il club Serenissima
vuole tornare, noi ci siamo. Bene, grazie Assessore. Per quanto riguarda l'amministrazione, mi sembra che è un'amministrazione straordinaria perché ha tante idee, siete tutti giovani, Presidente del Consiglio, assessori giovanissimi. Il nostro sindaco Guido Russin è uno tosto, poi abbiamo il grosso aiuto di Sonia Brescacin, in questo momento ci dà sempre una mano e noi insomma finché abbiamo due guide così possiamo fare tanto anche noi. La prima uscita della stagione è andata bene assieme all'amico Carlo che poi fa parte della mia scuderia e quindi l'augurio è di riuscire a far così in tutte le gare quest'anno e vi ringrazio per la competenza con la quale è stata fatta questa gara e questo raduno, veramente direi ben fatto. Arrivederci al circuito di Conegliano. Grazie a tutti. Grazie.